indicazioni della Regione si ritorna alla didattica a distanza in 3 aree: Asolano, Alta Padovana e Veneto Orientale. Le misure scatteranno da metà settimana e riguarderanno le classi dalla seconda media in su. Continua a crescere la curva del contagio in Veneto, preoccupano, dice Zaia, Treviso, Verona e Padova. Da qui l'adozione di un nuovo piano di sanità pubblica, accelerazione della campagna vaccinale con AstraZeneca. Il primo giorno del ritorno alla zona arancione, 3 baristi e ristoratori, lo sconforto è di una nuova fase critica da subire dopo i momenti difficili dei mesi scorsi. Violenta lite tra colleghi sfocia in dramma in un'azienda agricola di Quinto di Treviso. 22enne kosovaro cosparge di benzina con nazionali da fuoco, l'uomo arrestato, la vittima in fin di vita. Dalla crisi del lavoro che le ha colpite più di tutti alla quotidiana violenza raccontata dalla cronaca, un 8 marzo in piazza per le donne a Padova, la manifestazione per chiedere rispetto e dignità. Al via da domani il processo contro 8 sorgenti accusati di nonnismo sull'allieva pilota veneziana Giulia Schiffel. La difesa parla di tradizionale battesimo dell'aria e chiama a testimoniare anche l'astronauta Cristoforetti. La giovane ribadisce il rito maschilista è violento. A un anno dal primo lockdown, la pandemia vista dalle donne che lavorano negli ospedali trevigiani, il racconto della loro esperienza sempre in prima linea. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque l'avete sentito dai titoli, ma in primo piano il report regionale, perché con 23 nuovi decessi registrati nelle ultime ore il Veneto supera questa sera la quota psicologica delle 10.000 vittime per il Covid dall'inizio dell'epidemia. Rispetto a quello di questa mattina, 9.980, il dato viene aggiornato così a 10.003 morti, conteggio totale tra ospedali e case di riposo. E dunque l'avete sentito, si ritorna alla didattica a distanza per 3 aree del Veneto asolano, Veneto orientale ed Alta Padovana. Lo ha deciso la Regione di fronte all'evoluzione del contagio. Le misure scatteranno da metà settimana e riguarderanno le classi dalla seconda media compresa in su. Abbiamo visto che ci sono 3 realtà che presentano questo tipo di incidenza a livello di distretto, e sono l'Alta Padovana, dove già avevamo individuato 4 scuole, poi abbiamo il distretto di Asolo e poi abbiamo anche il Veneto orientale. Sono questi 3 territori nei quali scatterà la chiusura delle scuole dalla seconda media compresa, con l'attivazione quindi della didattica a distanza al 100%, misura che segue la curva del contagio e i nuovi limiti fissati dall'ultimo DPCM, che dà la possibilità di intervenire nel caso si superino i 250 casi di positività ogni 100.000 abitanti. Nell'Alta Padovana sono 272, ad Asolo 268, nel Veneto orientale ben 302. Da qui la stretta che potrebbe entrare in vigore già da giovedì. Daremo il tempo, adesso ne parleremo anche con l'ufficio scolastico regionale, di 24-48 ore perché poi parta questo tipo di provvedimento. Più in generale la Regione si sta dando un nuovo metodo localizzato e mirato con l'obiettivo di scongiurare un lockdown totale del mondo della scuola. Vogliamo appunto agire in maniera estremamente puntuale, osservando giorno per giorno come evolve questo percorso, e proprio perché è una cosa che va osservata giorno per giorno non può essere sostenuta da un provvedimento generale, ma è proprio mirato e deve essere seguito dall'azienda ULSS di riferimento. Questo significa che, come già succede nell'eventualità di un cluster, ovvero 2 o più contagi collegati, potrà essere chiusa una classe o un istituto indipendentemente dall'incidenza del contagio nella zona. Il principio di ogni misura è evitare incontrollati effetti domino. Rallentando quella che è la presenza e la mobilità che la scuola comporta, il tentativo e l'obiettivo è quello di rallentare la circolazione del virus nella comunità. Di fronte a una curva in evoluzione è lo stesso Zaia a garantire una linea minima, blindando la scuola in presenza per la fascia tra gli 0 e i 6 anni e la stessa scuola primaria, linea condivisa dall'ufficio scolastico regionale. Diciamo che dagli 11-12 anni in su i ragazzini sono già un po' più autonomi anche per poter seguire la didattica a distanza, e anche i genitori sono meno afflitti anche dal problema della vigilanza, quindi babysitter o altre soluzioni che nonni e così via. Ed intanto si attendono gli esiti dei tamponi molecolari eseguiti sugli studenti del liceo Caro di Cittadella e sui ragazzi a contatto con il parroco positivo durante la prima confessione a Carmignano di Brenta.
Le scuole chiuse sinora sono 4, il liceo Caro di Cittadella, 2 scuole a San Martino di Lupari, una a Villa del Conte, scuole di ogni ordine e grado. A essere interessate dalla chiusura decisa dalla Regione, dato l'elevato numero di contagi nella popolazione, 272 ogni 100.000 abitanti, saranno probabilmente da giovedì le classi a partire dalle seconde e terze medie del distretto Alta Padovana dell'ULSS 6. Sorpresi i sindaci che ancora nel pomeriggio non avevano ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Noi non abbiamo ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale, abbiamo preso anche noi dalla stampa di questa eventuale decisione. Credo che sia una situazione e una scelta che, a parte che non è stata condivisa, ma nemmeno credo che sia risolutiva rispetto ai problemi che ci troviamo. In attesa della comunicazione ufficiale, intanto i sindaci fanno i conti con il numero di contagi. A Galliera Veneta, dato di domenica, ci sono 72 casi, ma a inizio della scorsa settimana non superavano una decina e l'età dei contagiati, spiega il sindaco Perfetti, si sta abbassando. A Carmignano di Brenta sono 95, numeri cresciuti di poche unità negli ultimi giorni. Qui il vice sindaco reggente è in attesa dei tamponi molecolari eseguiti sui ragazzi di quarta elementare che hanno celebrato la prima confessione con il parroco risultato positivo al Covid. Attesa dei risultati dei tamponi anche per i 1000 studenti del liceo Caro di Cittadella. A Carmignano di Brenta, durante le messe della domenica, ha letta una comunicazione del vicario della diocesi di Vicenza. Attraverso una lettera del vicario del vescovo Don Lorenzo, la parrocchia è stata invitata a sospendere tutte le attività di catechismo, il centro giovanile sarà chiuso per almeno un mese, mentre anche noi da canto nostro come amministrazione comunale abbiamo invitato anche le attività sportive del settore giovanile del Carmenta Calcio a sospendere tutti gli allenamenti del settore giovanile di base. Cresce dunque la curva dei contagi, soprattutto nelle province di Treviso, Padova e Verona. Siamo preoccupati, dice Zaia, che adotta un nuovo piano di sanità pubblica. A fronte di questo c'è un'accelerazione sul fronte dei vaccini. La situazione è una situazione di preoccupazione. Abbiamo 3 province che hanno una curva, diciamo, di crescita che si vede impostata, ve le faccio vedere. E del resto anche quella regionale. Mostra i grafici di giornata Zaia nel primo giorno di arancione per il Veneto, curve che continuano a parlare di una risalita soprattutto nelle province di Treviso, Padova e Verona. Se da un lato il governatore assicura che per il momento non ci saranno ulteriori restrizioni, leggi ordinanze regionali oltre al DPCM, dall'altro già si è adottato un nuovo piano di sanità pubblica con risvolti molto concreti. Noi abbiamo l'obbligo di pensare ancora ai Covid Hospital, abbiamo l'obbligo di pensare ancora a un piano, qualora ci fosse la necessità, di ridurre, diciamo, alcune attività ospedaliere per lasciare spazio ovviamente nuovamente ai team di cura che si concentreranno nelle malattie infettive, nelle pneumologie e nelle terapie intensive. Insomma, un quadro epidemiologico che peggiora, ma che sembra finalmente trovare un equilibrio con la campagna di immunizzazione, anche grazie alle novità di giornata sul fronte del vaccino AstraZeneca. Da questo istante noi vacciniamo tutte le classi di età, ovviamente salvo che non ci siano comorbidità o patologie tali per cui comunque devi avere, diciamo, delle precauzioni con AstraZeneca. Capite che in questa maniera cambia ancora nuovamente il piano vaccinale. Piano vaccinale che coinvolgerà gli specializzandi e i medici di base che nelle prossime ore avranno un incontro con la regione. Una catena di montaggio sul modello israeliano, dice Zaia, con l'apertura dei centri vaccinali anche la domenica. Noi dobbiamo arrivare a inoculare più vaccini possibili. Io direi di veramente l'obiettivo, io capisco l'obiettivo di settembre-ottobre, però se arrivassero vaccini sarebbe meglio vaccinare tutti per l'estate. Questa è la vera sfida. Il governo discute su nuove misure antivirus alla luce dei dati preoccupanti del contagio. Tra le ipotesi al vaglio anche un lockdown di qualche settimana per consentire la vaccinazione di massa e il coprifuoco anticipato. Quindi noi oggi vi lanciamo un sondaggio: chiudere tutto per fare solo i vaccini, se siete d'accordo. Componetelo 0422 162 6691, se invece non siete d'accordo, lo vedete in sovraimpressione, 0422 162 6690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata questa sera, Ring.
E dunque avete sentito al vaglio l'ipotesi del lockdown, noi abbiamo sentito il parere dei cittadini. Se è necessario è meglio farlo adesso, subito, piuttosto che aspettare ancora e magari vedere un aggravarsi della situazione in unione con la vaccinazione. Per salvaguardare la vita delle persone, questo senz'altro, perché dobbiamo essere preparati anche a dei sacrifici. Se c'è da fare si fa. A proposito del coprifuoco che adesso è alle ore 22, abbassare l'orario secondo lei potrebbe essere un'idea? Ma potrebbe anche non esserci, i vicentini dopo le 8 sono già tutti a casa. Come non è servito per un anno? Non è servito per un anno, serve adesso, questo mese, speriamo. È un po' un disastro, perché a distanza di un anno non avere comunque una visione un po' più lucida della situazione, un po', insomma, fa strano. Ovvio, si parla di un virus, quindi non è facile prevenirlo, curarlo, comunque insomma gestirlo, contenerlo, però chiudere di nuovo per l'economia sarebbe un bel danno. Per le scuole è un disastro, si può avere bambini che comunque, ragazze e bambini che non hanno possibilità di interagire, per loro è peggio che per chiunque altro. Alla fine le cose indispensabili ci sono, la cosa che dobbiamo fare a livello proprio per la generalità è stare in casa, seguire le ordinanze e tutto andrà bene. Dunque da oggi chiusi bar e locali pubblici dove è consentita solo la vendita da asporto e il servizio di consegna a casa. Siamo stati da Luca Scandaletti, noto pasticcere dell'Arcella a Padova. Speravamo, anche se si ventilava sta cosa, che fosse finita, l'Odissea fosse passata, invece a quanto pare non è così. Purtroppo non è così, si ricomincia ancora a lavorare in maniera non corretta, diciamo. Bisogna fare solo l'asporto, solo il delivery, diventa un po' problematica anche con il personale, bisogna fare cassa integrazione. Tutto al lavoro intanto la squadra di Luca Scandaletti, il condottiero della pasticceria Les Sablons, che a metà gennaio con alcuni colleghi aveva dato corpo a Padova alla manifestazione Io Apro. La produzione deve essere completata, ma da mercoledì parte dei dipendenti entreranno in cassa integrazione. Inevitabile. Speriamo bastino veramente 15 giorni, perché sennò diventa un problema. E vedremo come sempre giorno dopo giorno, perché effettivamente speriamo che il caldo ci dia una mano, che insomma faccia passare questa epidemia e che soprattutto arrivino questi vaccini. Non si capisce bene quanto si sia incasinata la vita e ci siamo incasinati la vita, per cui si sperava fosse tutto positivo, invece ci ritroviamo sulla stessa problematica. La fiducia c'è, parte del DNA di ogni imprenditore. Resta l'amarezza perché dopo le faticose chiusure di Natale si sperava di essere usciti dall'incubo. A spizzichi e bocconi non è positivo, ma quantomeno adesso lo sappiamo 2 giorni prima quando chiuderemo. Una volta si sapeva la mezzanotte del giorno prima per il giorno dopo, quindi una produzione che non poteva essere costante. Adesso dirti, speriamo, incrociamo le dita veramente che siamo arrivati alla fine, anche se tutti quanti ne parlano ancora nera, speriamo che insomma questa cosa si concluda, perché sennò si parla addirittura di fare un rosso e non si capisce più niente. Più di questo cosa vuoi che facciamo? Cioè, anche le aziende hanno bisogno di andare avanti. Siamo alla cronaca, una violenta lite sfociata in un dramma. Un dipendente di un'azienda agricola di Quinto nel Trevigiano ha accecato dall'ira cosparso di benzina il collega e poi gli ha dato fuoco. Ora dovrà rispondere di tentato omicidio. Gravissime le condizioni della vittima, sul posto i carabinieri di Treviso. Prima le urla tra 2 colleghi che da tempo lavoravano insieme nell'azienda agricola La Morosina in via Lazzaretto a Quinto. Poi, in un attimo, l'impensabile. Prima che un terzo lavoratore potesse calmare gli animi, la lite furibonda si è trasformata in un dramma. C'è stata una lite, riteniamo per futili motivi, tra 2 operai che lavorano in questa azienda agricola, e a un certo punto uno dei 2 ha cosparso di carburante il collega e ha appiccato il fuoco.
Le fiamme hanno avvolto l'uomo sotto gli occhi disperati di altri colleghi che hanno tentato subito di soccorrerlo. Sono stati attimi di terrore, la chiamata immediata al 112 e al SUEM. La vittima, un cittadino kosovaro di 36 anni, è stato prima trasportato con l'ambulanza a Treviso, poi, vista la gravità delle condizioni, trasferito con l'elicottero al centro Grandi Ustioni di Padova. La sua prognosi è riservata, ha riportato lesioni al torace, dorso e a un braccio. Una lite scattata sembra per futili motivi. Sono riconducibili a dissapori legati a questioni lavorative. Stiamo cercando di far luce se ci sono dissapori pregressi anche attinenti alla sfera privata. L'aggressore, un connazionale della vittima di 22 anni, è stato fermato dai carabinieri di Treviso e portato nel carcere di Santabona. Dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Sconvolto il titolare dell'azienda agricola Gianluca Sartor, vicepresidente CIA di Treviso, che ha voluto rilasciare solo una dichiarazione al telefono. Non ci spieghiamo ancora il perché si sia arrivati a questo gesto. Stiamo collaborando con le forze dell'ordine per far sì che venga fatta luce sull'accaduto. Sul posto anche gli uomini dello Spisar, che assieme ai carabinieri stanno ricostruendo quei drammatici momenti. Entrambi kosovari, incensurati, vivono a Quinto. Tenta di accoltellare un carabiniere, arrestato un trentenne che nei mesi scorsi aveva ferito alcuni passanti nella zona della stazione ferroviaria di Bassano. Momenti di tensione nel corso del controllo di uno stabile in disuso in largo Parolini, dove una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine ha tentato di pugnalare un carabiniere. L'uomo, Osam Moftah, noto come il Libico, 30 anni, responsabile di diversi episodi di lesioni personali, avendo ferito con un coltello alcuni passanti nei mesi scorsi, ha puntato un pugnale a scatto contro un militare per guadagnarsi la fuga. Gli uomini dell'arma l'hanno inseguito per qualche centinaio di metri e sono riusciti a bloccarlo in via Miazzi. Ora, per Moftah, si sono spalancate le porte del San Pio X. È prevista per domani la prima udienza davanti al Tribunale Militare di Roma del processo a carico di 8 sergenti del 70° stormo dell'Aeronautica di Latino accusati di lesioni personali pluriaggravate per il caso denunciato dall'ex allieva ufficiale Giulia Schiff, la giovane 21enne di Mira che ha documentato in un video il rito di iniziazione al quale sarebbe stata sottoposta dai colleghi di corso per allievi ufficiali di completamento per diventare pilota di jet. Per il difensore di 5 imputati, l'avvocato Michela Scaffetta, che ha citato anche come testimoni gli astronauti Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, quanto è avvenuto è una tradizione e non un atto di nonnismo da parte sua. La Schiff ribadisce: mi sono ribellata ad un rito maschilista e violento che con la tradizione non c'entra niente. Chi oggi vuole zittirmi vuole zittire tutte le donne libere, sia esse in divisa oppure no. 8 marzo all'insegna delle manifestazioni di piazza anche a Padova, vediamo com'è andata. L'applauso delle donne per le donne, 8 marzo in piazza per rivendicare i diritti in un anno che ha visto le donne provate non solo dalla violenza ma anche da una crisi economica legata alla pandemia. Sono soprattutto le donne che hanno perso il lavoro durante il lockdown. I dati Istat di dicembre 2020 lo fotografano in modo drammatico. Su 101.000 posti di lavoro persi, 99.000 erano occupati da donne. Senza contare che il numero dei femminicidi è aumentato in modo vertiginoso, sono già 13 nei primi 2 mesi del 2021. L'8 marzo a Padova ha visto il collettivo Non Una di Meno scendere in piazza dei Signori per chiedere parità dei diritti e maggior rispetto anche a partire dal linguaggio. Poi la manifestazione si è spostata in piazza Cavour, dove si è unito il sindacato ADL Cobas. Circa 300 persone che hanno cercato di rispettare le norme anti-Covid evitando i cortei lungo le strade della città. In piazza c'era anche l'assessora sociale Marta Nalin. Oggi si parla chiaramente di violenza perché gli episodi purtroppo anche più recenti ci raccontano una violenza sulle donne che spesso, troppo spesso ancora, sfocia in femminicidio e quindi va tenuta alta l'attenzione su questo tema, ma poi ce ne sono altre che sono forme di violenza economica, che sono comunque discriminazioni e sono il tema della disparità retributiva tra uomo e donna, oppure quello che ci hanno descritto i dati di dicembre rispetto alla perdita del lavoro che nel 2020 ha coinvolto in maniera massiccia praticamente solo tantissime donne. La pandemia vista dalle donne che lavorano negli ospedali trevigiani. Oggi 8 marzo hanno raccontato la loro esperienza in ciascun pronto soccorso. Intanto sarà
posizionata una sedia rossa contro la violenza. Era l'8 marzo del 2020 quando il presidente del Consiglio Conte firmò il DPCM che pose l'Italia intera in lockdown. Un anno di pandemia che ha visto in prima linea negli ospedali innanzitutto le donne. Nell'ULSS 2 Marca Trevigiana sono 7.156, il 76% del personale tra medici, infermiere, operatrici sanitarie. A loro il direttore generale Francesco Benazzi, annunciando che una sedia rossa contro la violenza sulle donne sarà posizionata in ciascun pronto soccorso, ha voluto dare oggi la parola per raccontare la lotta al Covid, la determinazione a vaccinarsi e il timore di contagiare i propri cari. È una paura forte, è una paura non tanto per se stesse quanto proprio per i propri affetti, per i propri cari, perché oltre alla famiglia, intesa come proprio famiglia stretta, partner, figli e quant'altro, ci sono anche il pensiero ai genitori che non sono sicuramente giovanissimi. Essere fonte di contagio verso i propri cari dà dei sensi di colpa non indifferenti. Una sfaccettatura tutta femminile anche l'approccio con i pazienti. In prevalenza le donne danno, oltre che la professionalità, anche l'aspetto così affettivo ai pazienti e ai familiari dei pazienti che si trovano lontani da loro durante la cura nei ricoveri. Ecco, questo è l'aspetto più importante che è emerso nelle varie realtà organizzative. Donne della sanità che non rinunciano, malgrado le difficoltà, le tante ore trascorse in reparto, le mascherine che segnano il viso, a rimanere se stesse. Una frivolezza il rossetto sicuramente dietro una mascherina, però ci permette di partire al mattino, di vederci così come siamo state, come siamo ora, ma come vorremmo essere ancora fra un po' di tempo, si spera presto, senza mascherine, magari con un sorriso e un rossetto, e poter camminare abbracciati al proprio fidanzato. Vi ricordo quindi questa sera, in prima serata, la nostra trasmissione Ring, ospiti Giordano Riello, imprenditore, Alberto Villanova della Lega, Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia, l'onorevole Nicola Pellicani del PD e Francesca Dotto, soprano. A Mestre il pianista Paolo Zanarella ha dedicato una sua personale composizione alle donne in occasione dell'8 marzo. Vi lasciamo con questa melodia suonata nel cuore di Mestre con i migliori auguri a tutte le donne. Dunque vi lascio a questa melodia, poi subito dopo le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Una musica per le donne, se lo meritano. Evviva le donne! Benvenuti al meteo. Tempo abbastanza stabile con una contenuta ripresa dei valori termici, salvo per una locale variabilità. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 9 marzo.
Sul Veneto tempo nel complesso buono, la grafica infatti ci mostra un ampio soleggiamento e un cielo poco nuvoloso. Al pomeriggio ingresso di una certa nuvolosità più diffusa sui rilievi e qui non si escludono anche occasionali piovaschi sparsi. Temperature comunque gradevoli, minime tra 1 e 3 gradi, valori massimi invece tra i 10 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo ovunque, sempre tanto sole con poche nubi a carattere sparso, senza piogge. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sui 12 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà una splendida giornata, anche qui soleggiata, sui confini alpini locali nevicate a partire dai 1000 metri. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 12 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.